Buonasera e ben ritrovati con l'informazione flash di New Sicilia. Queste le notizie più importanti del pomeriggio. In apertura il decesso di un autotrasportatore catanese che si è accasciato a terra e ha battuto la testa a seguito di un malore. La tragedia è avvenuta a Rocca di Capri Leone, nel Messinese. La vittima è un 52enne che stava effettuando alcune operazioni di scarico di materiale edile. E ci spostiamo a Vittoria, nel Ragusano, dove un giovane è finito in carcere con l'accusa di tentato omicidio. Il 25enne sarebbe l'autore di un'aggressione avvenuta ai danni di un coetaneo del luogo. Il giovane avrebbe estratto un coltello e colpito più volte agli arti e al torace la vittima. Auto avvolta dalle fiamme a Canicattì l'Agrigentino, in mezzo un Alfa Romeo di un commerciante era parcheggiato in via Carlo Alberto quando è stato divorato dal fuoco. A lanciare l'allarme sono stati alcuni residenti, si tratta del terzo caso in pochi giorni. La Polizia di Stato di Catania ha invece proceduto all'esecuzione di un ordine per la carcerazione a carico di una 37enne di origini cubane, considerata responsabile di una rapina aggravata in concorso con altri soggetti commessa anni fa a Perugia. La cattura risale la mattina di domenica scorsa in un albergo situato alle pendici dell'Etna. E in chiusura il meteo, domani nubi e rovesci si contenderanno la Sicilia, le piogge si abbatteranno prevalentemente nella zona settentrionale della regione, sul resto dell'isola si alterneranno sole e nuvole. La protezione civile regionale non ha comunque diramato alcuna allerta meteo. Ed è tutto per questa edizione. I dettagli su queste notizie li trovate sul nostro sito www.newsicilia.it e sui nostri canali social. Arrivederci e a domani.